diciamo che c'è stata diverse partite nella partita. Abbiamo iniziato bene, come dici tu, il primo tempo abbiamo fatto un buon primo tempo, la squadra stava bene in campo, non diciamo, soffrivamo particolarmente i loro attaccanti. Nel secondo tempo sono partiti meglio loro, dopo il cambio che hanno fatto, a quel punto abbiamo cambiato qualcosa anche noi, perché secondo me stavamo perdendo un po' non eravamo più corti come il primo tempo e stavamo perdendo un po' di campo. E chi è entrato, diciamo, la partita poi si è rigirata, è diventata un'altra partita e abbiamo avuto 10 minuti dove potevamo anche andare in vantaggio. E poi alla fine insomma ci sono state un po' di situazioni, abbiamo rischiato anche poi sinceramente di subire gol, però tutto sommato è stata una buona prestazione contro una bella squadra che davanti a giocatori pericolosissimi, quindi ci teniamo a questo punto e continuiamo su questa strada. Ecco, mentalmente, vista la partita che ha descritto lei, è una certezza rispetto agli aspetti positivi che erano arrivati dalla vittoria di Carrara, cioè la Torre sembra essere più quadrata anche nei momenti difficili, quando deve soffrire, quando magari ha alcuni giocatori fuori. Sì, diciamo che anche nelle partite precedenti la squadra insomma difficilmente ha sofferto particolarmente l'avversario. Mancavano gli episodi, quei particolari che poi incidono sul risultato e su questo stiamo migliorando, dobbiamo ancora migliorare. Peccato perché potevamo sfruttare poi la palla lì sul salvataggio, insomma, le situazioni con un po' più di fortuna e andare in vantaggio. Però la prestazione c'è stata, ripeto, la squadra buona. Mister, le faccio questa domanda perché poi la prossima sarà in trasferta, il giro di andata sta finendo, tiriamo un bilancio di questa prima parte di stagione per la Torres. Secondo me la squadra sta crescendo, un bilancio positivo e alcune volte abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo prodotto, quindi però continuiamo perché c'è ancora secondo me un margine di miglioramento, stanno crescendo anche i giocatori che stanno, vedi Gruppi, vedi Sorgente, tutti questi ragazzi che insomma ci stanno dando anche una grossa mano e sicuramente sfrutteremo anche loro. Sì, beh, sicuramente la cosa più importante è stato il risultato di squadra, perché comunque insomma contro una squadra blasonata come la loro, che sta facendo un campionato importante, abbiamo portato a casa anche un punto comunque da morale, soprattutto fa classifica. Ecco, è stata una prima parte di stagione tra luce e ombre per te. A Sassari ci stai mettendo tantissima forza di volontà, hai avuto però dei problemi fisici che ti hanno magari anche tolto qualche possibilità in più. Ti chiedo come sta andando secondo te dal punto di vista di impatto, di ambientamento con la squadra? Semplicemente sì, la situazione è sempre stata chiara da quando sono arrivato qua, mi serve un po' di tempo per recuperare e poi ovviamente entrare in corso d'opera, diciamo, anche in una situazione in cui le cose stanno andando pressoché bene, non era facile, quindi capisco anche le scelte progressive insomma, del mio rientro in campo e va bene così, insomma, l'importante è stare bene e sto bene, quindi poi se mi sarà bisogno ci sono e altrimenti insomma l'importante è che raggiungiamo l'obiettivo il prima possibile. Ecco, in chiusura Davide, sei un attaccante che conosce benissimo la categoria, ti chiedo che idea ti sei fatto di questo campionato che sta per arrivare al Giro di Boa e che ruolo può avere secondo te la Torres nel girone di ritorno? Un campionato che comunque ha dimostrato per noi che ce la possiamo giocare praticamente con tutte, ovviamente dobbiamo avere bene in chiaro il nostro obiettivo, che è quello prima di tutto secondo me di una salvezza tranquilla e poi vedere cosa possiamo andare a fare da qui agli ultimi mesi del campionato. E quindi bisognerà vedere anche a gennaio un po' le squadre come si rinforzeranno e cosa succederà. Comunque credo che al momento siamo in linea con quello che dobbiamo fare. Sì, era importante per la squadra dare continuità di risultati dopo la vittoria importante a Carrara. Ce l'eravamo detti, era importante fare punti di nuovo e abbiamo fatto un'ottima partita e sono contento sia per la squadra sia per la prestazione personale. Ecco, appunto a livello personale ti stai costruendo quasi un nuovo ruolo nella tua carriera, no? Da terzino destro, però in realtà da centrale come ci hai abituato a giocare, ti trovi molto bene, stai anche crescendo a livello di spinta.
Sì, è un ruolo nuovo che non avevo mai fatto. Sono aiutato anche da una difesa forte con Nicolò, Antonelli e D'Ametto che mi danno sempre una grossa mano. E sì, mi sto trovando bene. Penso che la squadra in generale stia facendo bene, quindi sono contento. Ecco, secondo te che margini di crescita ha ancora questa squadra? Sei uno che di solito è abbastanza razionale nell'analizzare le partite, secondo te dove ancora dovete migliorare per il ritorno? Ma secondo me abbiamo lasciato qualche punto per strada durante questo girone di andata, potevamo avere qualche punto in più. Sicuramente è un campionato diverso da quello dell'anno scorso, perché la Serie C, lo sappiamo, appena sbagli ti puniscono, quindi forse ci manca un po' ogni tanto qualche mancanza di concentrazione, di attenzione e veniamo subito colpiti, però penso che la squadra stia facendo un ottimo campionato. Siamo chiusi nella loro metà campo, perché noi non ci chiudiamo, forse gli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati un po', però onestamente è una squadra che ha giocato alta, ha pressato alti, si è saputa difendere alta, però che ci siamo chiusi negli ultimi 20 minuti ci sta, onestamente, sinceramente, perché noi ormai da 2 mesi, un mese e mezzo che la squadra ha questo modo di affrontare le gare, quando nel pre-gara ho detto a un vostro collega che io non firmo mai per un pareggio, non è presunzione, è credere in quello, nel lavoro che facciamo e credere nei miei ragazzi. Quindi un po' questo, immagino che da parte vostra ci sia amarezza per il risultato, però oggi è venuta l'Olbia a giocare a viso aperto, sono contento che il vostro tecnico l'ha rimarcato prima della gara, perché è una squadra, l'Olbia oggi, che cerca di giocare le gare disaperto, con attenzione per quello che è l'avversario, soprattutto una squadra come la Reggiana che gioca un ottimo calcio, è una cosa di tutto rispetto. E quindi un allenatore molto bravo e stimo tantissimo, quindi è questo. Sueva, stiamo parlando di un ragazzo che è un attaccante che io penso... No, perché è lui quello che si è fatto male? No, Mordini, dobbiamo valutare. Dopo di lui. Dobbiamo valutare, speriamo bene. Ha carezzato anche l'idea di provare a vincere questa partita. Diciamo che occasioni pulite forse l'ha avuto più l'Olbia, occasioni pulite. Mischie in aria ne ha avuto più la Reggiana, sicuramente. Occasioni pulite per me, essere il ragazzo, il primo tempo, Contini 2 volte, secondo me quelle sono occasioni pulite. Esci soddisfatto dopo questa partita? Ma non mi cullo, perché io l'ho detto ai ragazzi adesso, noi siamo in una situazione, non possiamo vivere sonni tranquilli, siamo davvero lì sotto, siamo sempre sott'acqua, non stiamo respirando dall'inizio stagione, oggi però con forza ce ne vogliamo uscire attraverso le prestazioni, quindi questo sicuramente ce la teniamo stretta, ma se affrontiamo la settimana come oggi, sicuramente tutte per noi sono partite della vita.
Ma con questo credo, questo modo di approcciare le gare ti porterà alla lunga, poi alla salvezza, a quello che vogliamo. Però adesso se ci culliamo, sicuramente ti inorgoglisce venire a giocare a viso aperto, venire a difenderti con questa intensità contro una Reggiana che tutte le squadre le ha abbassate nella propria area di rigore, tutte le squadre, soprattutto in casa. Oggi l'Olbia, soprattutto il primo tempo, è stata a pressare la metà campo avversaria, lasciando davvero pochi spazi. Quindi questo per me è importante, ma non possiamo cullarci, perché altrimenti facciamo 10 passi indietro. Vale tanto perché comunque abbiamo un punto da un campo molto difficile contro una squadra forte, quindi ci dà sicuramente morale e non dobbiamo cullarci sul fatto che abbiamo fatto una bella prestazione, continuare a lavorare, basta, comunque siamo contenti. In finale sei andato anche vicino a fare gol, a fare il colpo grosso. Sì. Cosa è successo? Vi siete anche un po' trattenuti? Sì, sono arrivato un po' sbilanciato, non sono riuscito a prendere la palla pulita, quindi è uscita di poco, però come ho detto prima abbiamo fatto una bella partita. Certo, se riusciva il colpo grosso era tanta roba, però siamo contenti lo stesso. Adesso sotto con la Lucchese. Sì, sicuramente. Sabato di nuovo abbiamo un'altra partita importante in casa, quindi ripartiamo con entusiasmo da questa partita e cerchiamo di lavorare bene in settimana per preparare la partita con la Lucchese di sabato. Sì, ma la mia squadra sinceramente quando gioca a calcio come sta facendo già dall'anno scorso mettiamo in difficoltà parecchie squadre. Oggi devo dire veramente che mi hanno entusiasmato anche a me, perché mi hanno anche sorpreso, perché venire qui a Parmi, conoscendo anche la forza della Palmese, ha fatto anche dei nuovi acquisti, è una squadra competitiva che può dire veramente la sua quest'anno in questo campionato. Però oggi abbiamo dimostrato di essere veramente, come ho sempre detto, una grande squadra. Abbiamo tenuto il pallino per tutto il primo tempo, abbiamo fatto 3 gol, uno più bello dell'altro, e abbiamo portato a casa una vittoria meritata che ci dà veramente grande euforia, perché se penso alla partita di domenica scorsa con la Priglia mi viene male, perché una squadra come noi non può concedere un primo tempo come l'abbiamo concesso la settimana scorsa. Però oggi veramente l'Arzaghena ha fatto una grandissima partita e sono molto felice perché anche tutti i tifosi dirigenti hanno fatto dei complimenti alla mia squadra, e questo vuol dire tanto, vuol dire anche che i tifosi della Palmese sono tifosi obiettivi.
Sì, però nel calcio, in un campionato, i risultati a volte sono dettati da episodi positivi e negativi. E in alcune partite gli episodi sono stati negativi, però io devo dire che se una squadra come quella di oggi dell'Arzaghena va in un campo a dettare il proprio gioco, vuol dire che questa è veramente una grande squadra. Sì, non sono. Io ho detto ai ragazzi prima della partita, ho detto che non mi interessa se abbiamo 4 giocatori fuori, 4 giocatori non importanti, di più per questa squadra. Però oggi veramente un plauso a tutti i miei ragazzi perché se vedevate la distinta, noi in campo avevamo 4-5 over e poi tutti under in panchina, però è stata costruita così questa squadra, con gli under bravi, e se mi manca un over non ho nessun problema a far giocare un under. Positivo perché non abbiamo perso, abbiamo mosso la classifica, siamo arrivati a 20, traguardo prefissato ad inizio stagione di provare a girare dopo le 17 partite a 20 punti, siamo in anticipo di 2 giornate, perciò non posso essere assolutamente contento di come si sta comportando e di quello che sta facendo la squadra. Mancano ancora 2 partite e ci andremo a giocare come abbiamo sempre fatto, tipo oggi, e speriamo di riuscire a portare a casa una vittoria, però come ho sempre detto l'importante specialmente quest'anno è portare a casa un risultato positivo, perché può darsi qualche squadra sotto a Porcia, però prendi un punto, sono sempre una sotto, poi quelle sopra, quelle 3-4 che aggiranno per conto loro, ma poi c'è il periodo positivo e il periodo negativo per tutti, ma noi fino ad oggi penso siamo una squadra molto equilibrata e sono veramente contento. Penso che negli ultimi 20 minuti abbiamo messo in mezzo 15 palle, non lo so quante. Poi a volte su un'occasione si riesce a fare gol e su tante mezze palle messe dentro l'aria non è che non siamo riusciti a sfruttarle perché c'eravamo, loro sono stati bravi a coprire bene e ci siamo portati a casa a questo punto. Un avversario sapevamo, un avversario che vedeva la Maddalena per cercare di portare a casa un risultato positivo. Devo dire la verità, hanno avuto un'occasione clamorosa, però ripeto, nel calcio ci sta anche questo, perché penso che al secondo tempo, tranne qualche palla sugli attaccanti, loro tranne quell'occasione clamorosa non hanno fatto tanto. Dalle 20 giorni che Nacio recupera e ce l'abbiamo un'altra volta in campo. Sì, lo so, è un giocatore con delle qualità che a noi a volte nell'1 contro 1 dalla superiorità numerica purtroppo succedono gli infortuni, dispiace perché speriamo che sia il più breve possibile, però lo aspettiamo, adesso vediamo in questi giorni cosa succede. Avete già pensato se guardare al mercato per tutelare la rosa? Guarda, noi stiamo valutando tante cose, però ripeto, forse se arriva qualcuno è per dare una mano a questo numero che di rosa
per mettere qualche altro giocatore nella rosa, perché come ho sempre detto sono contento di questi ragazzi, chi per una qualità, chi per un'altra. Ad oggi posso soltanto elogiarli tutti quanti perché stanno dando il massimo delle loro potenzialità. Perché li vedo adesso giustamente non ammanicati perché non sono riusciti a portare a casa i 3 punti. Perché tutti abbiamo, nel senso, noi giochiamo in casa e fuori per portare a casa i 3 punti per vincere. Poi se viene il pareggio giustamente siamo contenti perché noi abbiamo la classifica, però noi la giochiamo sempre per andare a vincere la partita. Però capisco la loro voglia, come penso ce l'hanno tutti i tifosi per primi, i dirigenti, lo staff, tutti quanti. Cerchiamo di portare a casa questa vittoria. Proveremo domenica a Tena e speriamo che ci va bene, però ripeto, la voglia, la cattiveria e la fame che hanno questi ragazzi di ottenere l'obiettivo c'è soltanto da fargli l'applauso, assolutamente. Mi sento molto contento, felice. Sono molto orgoglioso di me stesso. Sì, oggi mi sentivo molto in forma, devo dire, spero sempre di dare il 100% alla squadra e alla maglia che porto. Una grande squadra perché siamo un grande gruppo e sono contento di far parte di questa famiglia, diciamo. Spero che riusciamo a dare sempre al 100% sia per noi che per la gente che ci guarda. Abbiamo avuto, diciamo, delle piccole difficoltà, però no, ho sempre pensato che comunque eravamo pronti, eravamo sul pezzo ed eravamo carichi a vincere, ma va bene così. Assolutamente sì, e diamo sempre il 100%, appunto. Sì, è così, un punto secondo me più che guadagnato, non parlo di punti persi perché credo che di fronte avevamo una squadra importante, era la terza, quarta forza del campionato, per cui sapevamo bene che l'avversario che avevamo di fronte era un avversario di quelli tosti, poi pure tradizionalmente con noi ha sempre fatto delle belle partite, quindi non ci siamo illusi quando siamo andati in vantaggio, non ci siamo disperati quando abbiamo preso il gol del pareggio, sapevamo che poi alla fine una partita così equilibrata si poteva decidere soltanto con
un episodio, abbiamo cercato di tirarlo alla nostra parte, l'episodio che a mio avviso c'è pure stato sul cross di De Montis, dove sia Nurkic che Ganzerli non sono riusciti per un'inezia a deviare la palla. Probabilmente era l'episodio che avrebbe potuto sbloccare a nostro favore la gara, però anche loro erano sempre pungenti quando mettevano le palle in alto su la loro punta, che ci ha fatto sudare diverse volte, e quindi tutto sommato dico che è un buon punto, insomma. Un buon punto anche per una classifica che comunque è sempre ben smuovere anche proprio in questi confronti con squadre che sono nella parte alta. Assolutamente sì, perché questo campionato mi sembra che sia ormai, stiamo arrivando al giro di boa, e quindi come dicevo prima, bene o male le squadre le abbiamo incontrate tutte, ci manca da incontrare soltanto il Monterotondo, perché il Tivoli abbiamo avuto il piacere di incontrarlo in Coppa Italia, e quindi avendole viste, diciamo così, tutte le squadre, mi rendo conto che è veramente un campionato molto difficile, e infatti anche la lotta per la vittoria finale è comunque una lotta molto aperta, cosa che da qualche anno nel girone G della Serie D non si vedeva. Invece quest'anno è così, ci sono 4 squadre che si giocano la testa della classifica, e il resto credo che sia una mucchiata generale per sfuggire dalla roulette dei play-out, dei play-off, che sono sempre lì dietro l'angolo, insomma.